Stiamo lavorando con le forze politiche, oltre a PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, coalizioni civiche, sono anche altre forze riformiste, moderate e liberali che hanno voglia di vestire l'alternanza a 30 anni di centrodestra. Campo largo con Azione. Campo largo con tenda riformista e con forze che hanno voglia di dare un futuro al Veneto. Campo largo, contenda riformista, così il candidato presidente per il centro-sinistra Giovanni Manildo definisce la sua coalizione, mentre non è ancora chiaro cosa farà Azione, la creatura di Carlo Calenda, con cui i rapporti sarebbero frequenti. Nonostante i tanti annunci, non c'è ancora un'alleanza ufficiale, ma l'avvocato trevigiano guarda anche agli avversari, ancora alle prese con il nodo candidato presidente. Penso che sia una mancanza di rispetto non tanto nei miei confronti, ma nei confronti della regione La Stoccata, e da Vicenza, dove si trova per il flash mob di Medici per l'Africa QAM, Manildo torna sul venerdì di mobilitazione per Gaza e sulle piazze venete con disagi e disservizi annessi. Sono stati disagi assolutamente contenuti in rapporto al tema fondamentale che è svegliare le nostre coscienze. L'adesione popolare spinge poi la politica a trovare soluzioni. Penso che l'indignazione popolare sia stata una sveglia fondamentale. Saluto anche con favore il fatto che finalmente siano iniziate delle trattative di pace, ci vuole una soluzione politica. Il movimento, l'indignazione popolare è stata sicuramente una sveglia.